Uno stanziamento di 45 milioni di euro al fine di sostenere i costi extra del conferimento dei rifiuti all'estero dei comuni del Catanese, del Messinese, del Ragusano e del Siracusano. Lo ha deliberato il governo Schifani nella seduta di giunta su proposta dell'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, l'agrigentino Roberto Di Mauro. Si avvia un percorso, dichiara Di Mauro, al fine di sostenere i comuni che conferiscono all'estero e devono adottare il piano esecutivo di gestione cosiddetto PEG, aderente ai reali costi del servizio. A causa dell'invio dei rifiuti in ambito extraregionale, le spese per lo smaltimento sono aumentate da 250 a 400 euro a tonnellata. Con questa iniziativa, continua Di Mauro, condivisa con le SRR dei territori coinvolti, daremo ai vari comuni un contributo che terrà conto dell'effettiva spesa sostenuta e della capacità di raccolta differenziata. I criteri di ripartizione degli aiuti da erogare alle amministrazioni comunali riguarderanno il calcolo dei costi sostenuti nel secondo semestre del 2022, la quantificazione della spesa ulteriore rispetto alle tariffe base, la percentuale dei rifiuti inviati all'estero e quella raccolta indifferenziata. Le risorse provengono da una precedente riprogrammazione dei fondi POFESR, Patto per la Sicilia, FSC e POC.